con gli interessi quanto gli avevamo tolto nella prima partita di campionato. Il Matera invece ha pagato lo scotto del grande dispendio di energie profuso senza esito fino alla rete dei Liguri, i quali, è proprio il caso di dirlo, sono riusciti ad ottenere il massimo utile con il minimo dispendio: 2 tiri, 1 su punizione, 2 reti. E c'è poco da recriminare, lo stesso gioco è riuscito a noi 7 giorni fa sul campo dell'Atalanta. Ma veniamo alla cronaca. Il Matera è sceso in campo con Casiraghi, Generoso e Beretta, Bussalino, Imborgia e Gambini, Raffaele, Florio, Pavese, Morello e Pini. In panchina Troilo, Oliva e De Laurentiis. Il Genoa si è schierato con Cavalieri, De Giovanni e Odorizzi, Lorini, Di Chiara e Nela, Boito, Manfrin, Musiello, Giovannelli, sostituito da Corradini all'84esimo, e Tacchi. In panchina Gerardi e Fior di Saggio. Si comincia con un'azione del Matera e la palla che viene messa fuori dall'intervento di un difensore genoano, si tratta di Nela. Ne consegue un calcio d'angolo che tra poco vedremo, e Pavese che si appresta a battere il corner, mette il pallone sul dischetto, breve rincorsa del numero 9 Materano, palla che spiova nell'area del Genova, esce Cavalieri, un pallone per Morello, il quale supera un avversario e tira la palla, poi finirà fuori. C'è ancora un'azione del Matera, la tre quarti di campo del Genoa, e Florio supera un avversario, poi dà a Pavese, il quale tira a botta sicura, ma è bravo Cavalieri a metterci una mano e a sventare in calcio d'angolo. Disappunto di Florio per la occasione mancata. Poi ancora attacchi del Matera, Raffaele potrebbe sfruttare un'altra occasione favorevole, fino al 37esimo, quando il Genoa mette la sua prima ipoteca sulla vittoria. C'è un fallo commesso al limite dell'area, l'avete visto poco fa, da Beretta ai danni di Tacchi. L'arbitro assegna un calcio di punizione diretto in favore del Genoa. Sulla palla ci sono Manfrin e Tacchi, come state vedendo in questo momento. Si dispone la barriera del Matera, batte lo stesso Tacchi ed è rete. Ecco, vediamo la ripetizione della sequenza del gol. Tacchi tira, il pallone aggira la barriera e inganna pure Casiraghi. È l'1-0 per il Genoa. Esultanza giustificatissima peraltro dei giocatori rossoblù. Poi c'è ancora un'altra azione del Matera. Ecco, vedete, il pallone viene fermato da una pozza di acqua, il terreno è stato molto pesante, oggi è il 21 settembre. Fallo laterale, Florio sulla palla, anzi una punizione, battuta, Gambini effettua un tiro cross molto pericoloso che passa a brevissima distanza dal 7 della porta di Cavalieri e poi si perde sul fondo, nulla di fatto. Questo per il primo tempo è tutto, si rientra negli spogliatoi e nella ripresa il Matera torna a spingere. Fra poco vedremo un'azione del Matera che sarà fermata dall'arbitro, il quale rileverà un fuorigioco di Raffaele. Eccola, è questa, Raffaele in possesso di palla, in buona posizione, tira, ma l'arbitro aveva già fischiato, rilevando appunto il fuorigioco di Raffaele. Il Matera, dicevamo, ha spinto a testa bassa, ma le speranze di riequilibrare le sorti dell'incontro sono cadute definitivamente al 15esimo, e qui dovremo vedere l'azione della seconda rete genoana. È Tacchi che si appresta a battere un fallo laterale, battuto in questo momento su Musiello. La palla perviene a Boito, il quale supera Morello, se ne va in progressione e brucia con un tiro teso Casiraghi, e il 2-0. Rivediamo l'azione del gol del Genoa. Ecco, vedete Boito che al limite dell'area tira e fa secco Casiraghi, niente da fare, 2-0. A questo punto la partita può dirsi virtualmente chiusa. Fino al termine, infatti, ci saranno solo due emozioni: una punizione bomba di Imborgia, che state per vedere, il tiro si alzerà di poco sulla traversa. Ecco, vedete i giocatori del Genoa che stanno disponendo la barriera, sulla palla c'è Pavese, Imborgia, tiro,
fuori. Ma senza fortuna. Poi ci sarà un tiro dello stesso in Borgia che i difensori rossoblù salveranno fortunosamente sulla linea. Facciamo tesoro della sconfitta e guardiamo a Taranto, dove Seghedoni e compagni, dopo le ventole prese oggi a Pistoia, ci aspetteranno con propositi non certo amichevoli.